No, I'm not a writer. Allora, questo è il parcheggio che ti ho puntinato, vedi, abbastanza tranquillo, no? E adesso andiamo a cercare quel posto. Ah no, eccolo lì, trovato. Trovi comunque subito il cartello, quindi va tranquillo. Bella sfida da fare qua in bici, ma che roba! Andiamo noi. Ciao, vedi, io ti ripeto, se vuoi l'avventura devi venire con me, cioè nel senso che ci perdiamo sempre, non sappiamo dove siamo e quindi più avventura di così. No, ma vai tranquillo che praticamente funziona, che io mi perdo, cane pericoloso corre come un mona, si rotola, vedi, che derapate, che cane mona, aiuto, su, che arriva. E dopo tu trovi tutte le puntine fatte, no? Cioè tutti i posti già segnati. Cane, volevi dire che sei felice? Wow, guarda che colori, quell'albero lì in fondo, quello giallo, quello lì e quello arancione. Ma c'hai tutte le cromature dal giallo all'arancione al verde. Che robe. C'è le castagne, Amy. Hai visto le castagne? Allora, punto della situazione, è tutto molto bello qua, però noi volevamo vedere la villa e credo anche il parco, no? Quindi vorremmo arrivarci anche prima che venga buio, no? Perché guarda, vedi lì in fondo c'è quella specie di tempietto, però forse la villa è un'altra cosa ancora. Noi siamo arrivati qui alla rinfusa come sempre, no? Cioè, fretta e furia, hai visto, dovevamo visitare quel parco lì, poi abbiamo, che bello, ara dietro, poi abbiamo letto su TripAdvisor che i cani non li vogliono, li mandano via, e allora gli abbiamo detto vai Mona, anche te, e noi andiamo da un'altra parte, andiamo qua. Guarda che bello quell'albero. Perché secondo me è questa, o no? È un po' villesca la serie, che sia questa, Amy, secondo me sì. E come ci si entra? So io come ci si entra. Vediamo. Permesso fauna e fauna flora. No, ma mi sono un po' proprietà privata qua. Vediamo. Hop, 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 hop. No, non è questa. Che dici, Amy? No, questa è una casa, vedi? Questa è una delle mie cose preferite. Il mezzo perdersi e l'andare così a casaccio, io lo facevo spesso. Ho scoperto i posti stupendi in moto o anche in macchina, in bicicletta, prendevi, andavi un po' così a istinto, no? Dici, mi ispira quella stradina lì piuttosto che quella lì, poi ti trovi, non so, la bella quercia dove sederti sotto, piuttosto che il prato col laghetto, e vedi, tante di queste cose non sono segnate, poi arrivo io e puntino il male. Dove sei, Yuri? Scusate.
Vabbè dai, non c'è niente di cui vergognarsi, è una cosa che faccio spesso, è tipica di me e mi sono perso. Bel posto da perdersi, voglio dire, però mi sono perso. E la macchinetta fotografica sicuramente un po' se ne starà andando, ma non si accende proprio. Peccato, perché è quella che uso per fare o i primi piani o gli zoom delle cose da distante. Tipo avrei fatto queste margheritine da vicino, però guarda, con la GoPro non vengono, vedi, si sfocano, vedi? Non vengono come dico io. Oggi 3 dicembre, fortuna non ho messo il giubbotto, giornata incredibile, c'è un sole e un caldo primaverile, veramente. In camper avevo 38 gradi perché avevo dimenticato la stufa troppo alta, non si respirava più, mi sono svegliato, ho spalancato tutte le finestre, mamma mia, almeno 38 gradi segnava il termometro, dopo in realtà non so quanti erano. Ecco, noi siamo qui, Villa di Masère, abbiamo camminato nella Costa del Soli e poi doveva esserci anche un cimitero che non abbiamo raggiunto, Roron del Collalto. Val di Collalto, ecco sì, noi eravamo tra la Val di Collalto e Val Canal del Vin. Infatti è pieno di cosi, di viti. Cagnazzo, che dici? Non abbiamo neanche pranzato, sono tipo le 2, le 3 del pomeriggio. Si sono alzati a mezzogiorno i signorini, mi ha visto qualcosa? Cosa hai visto? Non c'è niente. Cosa? Cosa hai visto? Uno scoiattolo forse, vediamo. E qui Emi della Villa di Carrozze Masère. Boh, andiamo a vedere. Ah, cos'è? Cuscale. Ah, le scuderie. Guarda, vedi, guarda le carrozze di una volta. Cavolo, non so se si vede perché c'è il riflesso del vetro. Guarda che roba, guarda quante anche sopra. Che robe. Vediamo se c'è un modo di andarle a vedere. Emi, sai che noi dobbiamo esplorare tutte le cose. Guarda questa, guarda com'è tutta decorata. Guarda che roba. Stupende. Wow. Mi dispiace che non riesci a vedere niente. D'altronde, probabilmente ci sarà anche un orario di apertura, qualcosa, no? Adesso vediamo. E come apri? No, si aprirebbe tipo così e che è chiuso per dentro, peccato. Che sai, il discorso della macchinetta di prima sicuramente è una coincidenza, ma ogni volta che io desidero qualcosa di nuovo la roba vecchia si spacca. È successo col frigo, è successo col telefono, con un casino di cose, quindi innanzitutto non desiderare camper nuovi. E per la macchinetta magari avevo su una batteria scarica, non lo so, adesso vediamo, speriamo. Quelle di ricambio le ho lasciate in camper, giustamente. Un peccato perché a me piace tantissimo fare le foto quando sono rilassato. Cioè tipo adesso, cioè neanche tanto quando sono rilassato, quando entro nel paesaggio, cioè io adesso sono dentro questo contesto, un attimo ne sono uscito per parlare bip bip un po' con te, questa era la mia notifica del telefono,
e adesso avrei fatto volentieri, molto volentieri, delle foto. Solitamente primissimi piani a me piace fare, foglie, fiori. Cane, eravamo in diretta. Emi, dai, vamos cane, hop!